così l'umanesimo inventò un altro corpo, chiamandolo umano. Un corpo sovrano, bianco, eterosessuale, sano, spermatico. Un corpo stratificato e pieno di organi, pieno di capitale, i cui gesti sono cronometrati e i cui desideri sono gli effetti di tecnologie del piacere che sottomettono la vita alla morte. Necropolitica. Libertà, uguaglianza, fraternità. L'animalismo svela le radici coloniali e patriarcali dei principi universali dell'umanesimo europeo. Il regime della schiavitù e poi del lavoro salariato appare come fondamento della libertà degli uomini moderni. L'espropriazione e la segmentazione della vita e della conoscenza si presentano come il rovescio dell'uguaglianza. La guerra, la concorrenza e la rivalità come operatrici di fratellanza. Il Rinascimento europeo, l'illuminismo e il miracolo dell'evoluzione industriale si basano quindi sulla riduzione degli schiavi e delle donne allo status di animali e sulla riduzione dei tre, schiavi, donne e animali, a quello di macchina riproduttrice. Se un giorno l'animale fosse concepito e trattato come macchina, la macchina diventerebbe progressivamente un tecnoanimale vivente, insieme ad altri animali tecnoviventi. La macchina e l'animale, migranti, corpi farmacopornografici, figli della pecora Dolly, cervelli elettrodigitali, si costituiscono come nuovi soggetti politici del futuro animalismo. La macchina e l'animale sono i nostri omonimi quantici. E dato che l'intera modernità umanista non ha fatto che contribuire alla proliferazione delle tecnologie di morte, l'animalismo dovrebbe cercare un nuovo modo di convivere coi morti, con la terra come cadavere e come fantasma, trasformare la necropolitica in necroestetica. E in questo contesto l'animalismo diventa una festa funebre, una celebrazione del lutto. L'animalismo diventa rito funerario, nascita, un'assemblea solenne delle piante e dei fiori intorno alle vittime della storia dell'umanesimo. L'animalismo è una separazione, è un abbraccio, l'indigenismo queer, la pansessualità planetaria che trascende le specie e i sessi, il tecno-sciamanesimo, sistema di comunicazione tra le specie, sono tutti dispositivi di lutto. L'animalismo non è un naturalismo, ma un sistema rituale totale, una controtecnologia di produzione di coscienza. La conversione è una forma di vita senza alcuna sovranità, senza alcuna gerarchia. L'animalismo istituisce il suo proprio diritto, la sua propria economia. L'animalismo non è un moralismo contrattuale, rifiuta l'estetica del capitalismo e la subordinazione del desiderio al consumo, di beni, di idee, di informazioni, di corpi. Non si basa né sullo scambio né sull'interesse individuale. L'animalismo non è la rivincita di un clan su un altro clan. L'animalismo non è un eterosessualismo, né un omosessualismo, né un transessualismo. L'animalismo non è né moderno né postmoderno. L'animalismo non è un ollandismo, né un sarcosismo, né una versione femminile del lepenismo. L'animalismo non è un patriottismo, non è un matriarcato, non è un nazionalismo, né un europeismo. L'animalismo non è né un capitalismo né un consumismo. L'economia dell'animalismo è una prestazione totale di tipo non competitivo, una cooperazione fotosintetica, un piacere molecolare. L'animalismo è il vento che soffia, è un modo attraverso il quale lo spirito della foresta, degli atomi, ha ancora un potere sui ladri. Gli esseri umani, incarnazioni mascherate della foresta, dovranno togliersi la maschera umana e riprendere di nuovo quella del sapere delle api. Il cambiamento necessario è talmente profondo che si dice sia impossibile, talmente profondo che si dice sia inimmaginabile. Ma l'impossibile arriverà e l'inimmaginabile è inevitabile. Del resto, cosa era più
dell'impossibile e più inimmaginabile, la schiavitù o la fine della schiavitù. Il tempo dell'animalismo è quello dell'impossibile e dell'inimmaginabile.